devo dirvi subito fin dall'inizio che non ho buone notizie, anzi ho pessime notizie, sia per la montagna e soprattutto per noi. Quindi non aspettatevi ottimismo, aspettatevi un sano realismo di una persona che studia i cambiamenti climatici e le problematiche energetiche ormai da tantissimo tempo. Un dato importante, che è il punto di partenza di tutti i ragionamenti che voglio fare con voi, è questo. Il 22 novembre del 22, poi tanto i numeri possono anche essere strani, però 22, 11, 22 è un numero particolarmente interessante da ricordare, no? Perché? Perché quel giorno lì, io ho aspettato la notte per vedere, siamo diventati sulla Terra 8 miliardi. 8, quel che sia, quanti sono tanti, sono pochi, quanti sono? Quando sono nato io eravamo 2 miliardi e mezzo. Vi pare che questi numeri possano essere sostenibili? Ieri c'è stato un interessante convegno, un'iniziativa molto bella sul tema dell'energia, oggi sul tema di come vivere la montagna in maniera moderna, innovativa, ma soprattutto attrattiva. Ecco, io credo che l'atteggiamento giusto sia questo, cioè quello di poter fare in modo che questi territori siano territori fruibili, senza disparità e senza perdere di competitività. Per fare questo bisogna avere degli atteggiamenti che siano innanzitutto positivi, guardare i giovani, guardare le innovazioni che ci sono e non avere atteggiamenti solo ed esclusivamente conservativi. Ecco, io penso personalmente che la conservazione dell'ambiente sia essenziale perché la bellezza di questi territori li caratterizza. La Camera di Commercio ha nel suo motto bellezza ed impresa. Ecco, però le imprese, la possibilità di stare bene in queste aree dipende molto dalla capacità e dalla cultura che noi sapremmo esprimere, ma anche dalla capacità di portare innovazione, di portare cambiamento, di fare in modo che questi territori siano veramente territori dove la gente sta bene, dove i giovani possono stare e dove le attività economiche, le attività culturali, l'educazione, la formazione, eccetera, possa essere mantenuta ad altissimi livelli. Essenzialmente nel fatto che la teoria quantistica negli ultimi sviluppi sta puntando verso la possibilità di avere computer sempre più potenti e quindi capaci di gestire l'enorme mole di dati che servono per fare predizioni accurate, per esempio sul clima, oppure nella progettazione di nuovi materiali. Pertanto per quanto riguarda le Dolomiti, le previsioni del clima sono sicuramente sempre più importanti, averle aggiornate in corso d'opera rappresenterà sicuramente un vantaggio per poter poi prendere precauzioni, per poter prendere provvedimenti atti a prevenire disastri e soprattutto i nuovi materiali possono essere anche, potranno essere utilizzati per costruire degli argini a problemi di depauperamento del territorio, del suolo, della montagna. Insomma, la gestione di tantissimi dati e la possibilità di fare predizioni accurate insieme alla possibilità di trovare nuovi materiali per far fronte alle nuove esigenze dovute o permesse dall'espansione delle capacità dei computer potrebbe essere, sarà, io sono ottimista, sarà una possibilità in più che avremo. Devo dire la verità che è qualcosa di futuribile, per cui non è che queste cose siano presenti e possibili a breve termine, però secondo me aprono una prospettiva di ottimismo per il futuro. Ma il tema del PNRR è sicuramente affascinante perché riguarda queste nuove risorse, queste nuove possibilità di intervenire direttamente sui territori. Bisognerà vedere nel secondo momento di attuazione del PNRR le singole amministrazioni locali che sono chiamate in sussidiarietà, cioè questa chiamata alle armi di tutte le amministrazioni italiane, bisognerà vedere materialmente come riusciranno a intercettare questi fondi, come riusciranno poi a far partire i lavori, perché il PNRR prevede una parte generale di riforme normative, riforme amministrative, di preparare
realizzare tutta la macchina che poi dovrà materialmente intervenire, ma le vere sfide per la transizione ecologica e digitale è realizzare materialmente le infrastrutture, ed oggi cercheremo di capire quali sono le complessità che vanno incontro i coraggiosi amministratori locali che poi devono rispondere a queste istanze sociali, devono fare proprio da cerniera tra i bisogni e le problematiche vere e concrete delle comunità territoriali di riferimento rispetto ai macro obiettivi dell'agenda ONU, che vedremo sono generali, sono globali, proprio perché abbracciano dei fenomeni che non si arrestano ai confini nazionali, ma che poi dopo, facendo uno zoom avanti, un microfilm, vanno a impattare letteralmente, ecco qui, sulla splendida Valle del Piave, sui vari monti e su tutte le problematiche di queste comunità che sono assolutamente da salvaguardare.